97.000 multe per alta velocità, sosta vietata e rimozione del mezzo perché privo di assicurazione, vale a dire una media di 269 sanzioni al giorno. È il ritratto dei trevigiani al volante, secondo i dati della polizia locale riferiti alle attività svolte nel 2014. Sono poco attenti, ecco, alla velocità in città, perché ricordiamo che all'interno delle mura cittadine vige il limite di 30 km orari e anche sulle soste magari ci vorrebbe un po' più di attenzione, anche perché penso che costi meno parcheggiare correttamente piuttosto che ricevere una sanzione. Sanzioni elevate ancora una volta per l'uso del cellulare mentre si è alla guida, perché si va in moto o scooter senza casco e perché, effetto crisi, si guida senza assicurazione. Si continua a guidare con il telefono, si continua a messaggiare mentre si guida e soprattutto si continua anche a circolare senza assicurazione, senza la copertura assicurativa, e questo è ancora più grave. La spending review, l'impossibilità per i comuni di poter assumere personale per quello che va in pensione, mette in crisi anche lo stesso corpo di polizia locale, che si trova a fare i conti con meno uomini rispetto a 5 anni fa. Rispetto a 5 anni fa ci sono circa 8 persone in meno. Ecco, quindi questo chiaramente ha una sua importanza, perché 8 persone significa 4 pattuglie.